padovani, antichi carraresi, le hanno tentate tutte per espugnare la Serenissima, per terra con gonfalone di Sant'Antonio e per mare direttamente con sbarco a sorpresa e arrembaggio. Ma i veneziani, gran signori, non sono stati. Dopo 35 secondi di gioco tirano uno scherzo pesante al Padova che anela alla promozione. Petracchi, Caruezza, Cerbone, gol. Il Padova non riesce ad organizzare il gioco. Al 12° si infortuna Ottoni, sostituito da Tentoni. Ma ancora il Venezia con Eupremio Caurezzo che ricorda che in laguna con i Fanti da Mar sono nati i primi Marines. 2-0. L'Eupremio furioso al 27° ha la possibilità di finire in gloria, ma spreca alto. Il Padova nel secondo tempo sostituisce Galderisi infortunato e gioca in soprannumero per l'espulsione del terzino Vanoli. Cavezzi dalla retrovia tenta di dare uno scossone all'attacco abulico dei Patavini. Ed è con un altro difensore, Gabrieli, che il Padova ha l'occasione più ghiotta, dopo un assist di Montrone. Pellizzaro tenta da fuori il gol della bandiera. Per il derby tra gran signori e gran dottori non poteva mancare un filosofo esteta. Esteticamente era un calcio vecchio, appassionato, finito in 5-6 stirati, un giocatore in meno, mi sembra un calcio d'altri tempi, mi sono divertito molto. Un po' meno divertito dall'estetica Gino Stacchini, allenatore del Padova, al microfono di Beppe Gioia. Palla al centro, subito un infortunio, poi è chiaro che ci siamo aperti un momentino dando spazio al loro contropiede e abbiamo preso il secondo. A volte si vince col cuore non giocando al calcio, oggi abbiamo giocato col cuore e abbiamo giocato molto bene il calcio, quindi è una cosa molto importante questa.